Le dimissioni del sindaco di Roma sono un atto politico, comunque le si vogliano leggere. Il parere del segretario del PD del Veneto, Roger De Mene, che ha incontrato l'assemblea degli industriali di Treviso. Marino è stato impallinato? Beh, non è stato impallinato. Marino è il frutto di una situazione critica del comune di Roma e era la logica conseguenza. A noi interessa soprattutto sottolineare che la città di Roma merita una buona amministrazione. Sicuramente quella di Marino era un'amministrazione onesta che ha tolto di mezzo le clientele e la mafia. Probabilmente dobbiamo fare ancora qualcosa in più rispetto alla buona gestione della città di Roma. E quindi per noi il punto fondamentale è ripartire subito con un'azione di governo, adesso probabilmente con un commissario e poi con il prossimo candidato sindaco. Io credo che proprio questo sia il centro di un'alleanza forte che si deve sviluppare in un futuro. Al centro ci deve essere il taglio delle tasse, ma mi pare che il nostro Presidente lo ha già ben definito, e io credo fondamentale togliere burocrazia a questo Paese. Un nuovo patto di alleanza e di responsabilità fra la pubblica amministrazione e dall'altra parte il mondo dell'impresa. Per quanto riguarda le riforme, quanto il dialogo con Fare può essere costruttivo? Beh, noi dialoghiamo con tutti quelli che hanno intenzione di cambiare in maniera radicale questo Paese e anche questo Veneto e anche questa provincia di Treviso. Insomma, noi siamo da quella parte lì, siamo dalla parte del cambiare, quindi sulla teoria, ma meglio sulla pratica del cambiamento, noi ci siamo con tutti quelli che vogliono cambiare questo Paese.